Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Nicemi, la Regione reagisce all'ondata di avvisi di garanzia. Nessun blocco dei finanziamenti, primi aiuti alle imprese. Intanto l'inchiesta si allarga e Palazzo d'Orleano addossa le responsabilità alla burocrazia, che non avrebbe fatto tutti i passi necessari per i ristori nemmeno dopo la frana del 97. In Tunisia oggi il secondo funerale di uno dei due operai precipitati dalla gru a Palermo. L'area della sciagura resta sotto sequestro, mentre continuano le perizie per ricostruire il perché del tragico volo. Migranti, non c'è solo Lampedusa. Pozzallo protesta perché è esclusa dai finanziamenti regionali destinati alla promozione del turismo nei comuni impegnati nell'accoglienza dei profughi. A Vittoria ha scoperta una frode per fronteggiare illegalmente penuria e caro carburanti. Sequestrati 3.000 litri di gasolio agricolo e denunciate 5 persone. Un'azienda edile alimentava con i propri mezzi con gasolio verde fornito da un'impresa che operava in campagna. A Catania si torna a sparare nella notte colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione nel quartiere San Giorgio. La polizia ha trovato 13 bossoli conficcati nel portone di casa di una pensionata incensurata. Ancora a Catania la polizia celebra i suoi 174 anni inaugurando la nuova sede della questura in Viale Ulisse. Presenti il capo della polizia Pisani e il questore Bellassai. Palermo torna alla via dei librai, al Cassero Alto, 3 giorni di presentazioni, incontri e occasioni di confronto, soprattutto per sottolineare il valore della lettura anche nell'era del virtuale. Calcio, il Catania di Toscano prepara la sfida di domenica sera contro il Potenza al Massimino per blindare il secondo posto. Out Casasola, torna Jimenez. Bentrovati. A Nicemi la Regione reagisce all'ondata di avvisi di garanzia. Nessun blocco dei finanziamenti, arrivano i primi aiuti alle imprese colpite. Intanto la Procura allarga l'inchiesta e Palazzo d'Orleano addossa la responsabilità alla burocrazia, che non avrebbe mai completato le carte per ottenere i ristori nemmeno dopo la frana del 97. Era prevedibile e puntuale è arrivato. L'effetto dell'inchiesta sulla frana di Niscemi scuote politica e istituzioni. Al centro la gestione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e il nodo dei finanziamenti mai arrivati. La Regione ha rotto immediatamente il silenzio e ha provato a chiarire la propria posizione. La struttura commissariale non decide autonomamente, scrivono, ma interviene solo al termine di un preciso percorso burocratico. Un iter che parte ai comuni chiamati a presentare i progetti passa dalla verifica dell'autorità di bacino e approva fino alla piattaforma Rendis. Solo allora, e in base alle risorse disponibili, a livello di rischio scatta il finanziamento ed è proprio qui che emergerebbe il punto critico. Secondo la Regione per Niscemi in 9 anni non sarebbe mai arrivata una richiesta completa e conforme, nemmeno dopo la frana del 2019, e per il progetto da 4.800.000 euro sulla zona Belvedere, colpita anche dall'ultimo evento franoso, sarebbero stati richiesti 2 aggiornamenti tecnici rimasti senza risposta, un passaggio mancato che di fatto avrebbe bloccato tutto, un quadro che suona come un invito implicito agli inquirenti a guardare altrove, ma la procura non si ferma. L'indagine, come conferma il procuratore Vella, è solo all'inizio. Altri 2 filoni sono pronti a partire sotto la lente: la gestione delle acque nel sottosuolo e le eventuali violazioni edilizie in zona rossa dopo il 1997, e il numero degli indagati è inevitabilmente destinato a crescere. Nel frattempo arrivano i primi segnali concreti per il territorio. La Regione ha già erogato 56 contributi straordinari alle imprese danneggiate dalla frana, quasi 1 milione di euro complessivo, fino a 20.000 euro per ciascuna azienda per sostenere la ripartenza. Ma non tutte le pratiche sono chiuse, alcune restano sospese per documentazione incompleta, altre sono ancora in fase di valutazione. Tra accuse, verifiche e attese, intanto Niscemi resta sospesa e mentre la terra continua a raccontare le sue fragilità, la verità giudiziaria è ancora tutta da scrivere. Palermo, a una settimana dalla tragedia da via Marturano, oggi il funerale della seconda vittima. Mentre l'area resta sotto sequestro, continuano le perizie per ricostruire il dramma. Manlio Viola.
Si sono tenuti ieri nella chiesa di San Vito a Palermo i funerali di Dani-Luc Tiber, 51 anni, uno dei 2 operai morti nella tragedia sul lavoro di via Ruggero Marturano a Palermo. L'uomo, di origine romena, ha lasciato proprio in città la famiglia. Si svolgeranno invece in Tunisia i funerali del suo compagno di lavoro e di sorte, il tunisino 41enne Naï Jaid. Mentre si svolgono i riti dell'ultimo saluto, continuano le indagini sulle cause della tragedia, dopo che ieri sono finiti nel registro degli indagati, oltre il committente dei lavori e il titolare dell'impresa, anche il proprietario della gru affidata per quei lavori e l'operatore gruista. Nuove perizie tecniche si sono svolte ieri e altre oggi e puntano a verificare il funzionamento dei sensori di allungamento, un dispositivo della gru che avrebbe dovuto avvertire che il braccio era troppo esteso e il carico sbilanciato. Proprio da queste analisi potrebbe dipendere la responsabilità oggettiva della tragedia. Parallelamente in corso indagini amministrative sui contratti dei 2 operai. Sin dall'inizio si è parlato di lavoratori in nero, ma l'impresa ha fornito agli inquirenti contratti a termine regolari e in via di registrazione. L'area di incidente resta comunque sotto sequestro e la strada chiusa al traffico con la gru e il suo braccio piegato ancora lì a ricordare ai passanti la tragedia avvenuta ormai una settimana fa. La Sicilia, come il Portogallo, sconti fiscali a chi si trasferisce nell'isola. Il decreto, ideato dalla Regione, punta a ripopolare anche vecchi borghi, agevolando in particolare i pensionati che vivono all'estero. Marco Gullà. Rimborso dell'IRPEF del 50% per tutti coloro i quali dall'estero si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un comune dell'isola. È quanto prevede, in attuazione di una norma dell'ultima legge di stabilità, il decreto dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino. Obiettivo? Incoraggiare persone fisiche, soprattutto pensionati, a trasferire la residenza e comprare casa in Sicilia. Abbiamo varato una misura storica, un'iniziativa pensata per l'attrazione di nuovi residenti che attualmente è unica tra le regioni italiane. Con il decreto attuativo che ho recentemente firmato diamo il via libera a un vero e proprio payback fiscale. La Regione, in sostanza, offre un rimborso IRPEF a fondo perduto pari al 50%. La defiscalizzazione potrebbe anche avere un altro obiettivo, ovvero quello di ripopolare vecchi borghi. Essa riuscirà ad attrarre cittadini stranieri, magari pensionati, che decidono di venire a vivere nei nostri borghi per una parte dell'anno e oppure trasferirsi in essi in maniera definitiva. Nell'iter del decreto serve adesso la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione poi sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà poi la volta della Regione Sicilia tradurre nero su bianco i meccanismi di applicazione di tutte le agevolazioni. Pozzallo esclusa dai finanziamenti regionali destinati per il turismo ai comuni siciliani che sono contemporaneamente impegnati nella gestione dei flussi migratori. Dura la reazione del sindaco. La sentirete nel servizio di Veronica Barbarino. Io posso capire la politica clientelare, la politica delle mance, ma anche sulla problematica dell'immigrazione queste cose non ci dovrebbero essere. Tono duro, parole pesanti e una denuncia senza mezzi termini. È assai arrabbiato il primo cittadino di Pozzallo alla notizia dell'esclusione della propria città dal contributo regionale di 375.000 euro destinato alla promozione turistica dei comuni interessati dal fenomeno migratorio. Tra i soli beneficiari compaiono Lampedusa, Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta. È veramente uno scandalo, è veramente una vergogna che non ci sia Pozzallo, perché Pozzallo ha tutti i titoli e perché dopo Lampedusa è il primo avamposto che affronta questo tipo di fenomeno. La città infatti ospita un importante hotspot portuale dove vengono effettuate le prime procedure di identificazione, screening sanitario e accoglienza. Onori ma anche oneri e danno all'immagine turistica. Proprio per questo il sindaco ha inviato una lettera formale all'indirizzo del Parlamento regionale chiedendo come mai Pozzallo, che in passato aveva ottenuto specifiche misure di sostegno, oggi ne resta fuori. Parallelamente è stato chiesto un accesso agli atti per chiarire i criteri di distribuzione dei fondi e garantire trasparenza ed equità. 2 case, un magazzino, 17 terreni. Sono i beni sequestrati tra Sciacca e Ribera ai familiari dello storico capomafia della zona, Salvatore Di Gangi, fedelissimo di Totò Riina, morto nel 2021 a 79 anni, travolto da un treno a Genova,
dopo essere stato scarcerato. Il sequestro arriva al termine di accertamenti patrimoniali che hanno evidenziato la forte sproporzione tra i beni accumulati e le entrate fiscalmente dichiarate dai familiari di Ganci. A Vittoria, nel Ragusano, sequestrati 3.000 litri di gasolio agricolo e 5 persone denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'azienda edile alimentava con i propri mezzi con gasolio verde fornito da un'azienda che era agricola. Veronica Barbarino. Gasolio agricolo usato illegalmente per alimentare mezzi industriali. A Vittoria scatta il blitz della Guardia di Finanza, che ha sventato un tentativo di illecita cessione di gasolio ad accisa agevolata tra un'azienda agricola e una società di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e Movimento Terra. Nel corso delle verifiche, le Fiamme Gialle hanno scoperto all'interno dell'azienda anche 2 cisterne contenenti altro gasolio verde e accertato che i mezzi pesanti e le macchine operatrici lo stessero utilizzando. Circa 3.000 i litri sequestrati e 5 le persone denunciate per sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e perché privi del necessario certificato di prevenzione incendi. Ricordiamo infatti che questa tipologia di gasolio, riservato esclusivamente ai fini agricoli, ha un'IVA agevolata al 10%. Sono in corso gli accertamenti fiscali per quantificare le imposte evase. Sgomento nel Trapanese per la morte di una studentessa di Santa Ninfa trovata cadavere nel suo appartamento di Roma. Oggi la giovane era attesa per l'ultimo esame per poi discutere la tesi di laurea alla LUISS della capitale. La procura ha disposto l'autopsia. Laura Sparò. Doveva essere un giorno di festa, ma invece per la famiglia Indelicato di Santa Ninfa in provincia di Trapani si è trasformato in una tragedia. Oggi Miriam Indelicato, 24 anni, avrebbe dovuto sostenere l'ultimo esame all'Università Luis Guido Carli di Roma, dove le scritte e poi la tesi, un traguardo atteso da tutti gli universitari. Miriam ieri invece è stata trovata morta all'interno del suo appartamento. Al momento le cause della morte restano da chiarire, con la polizia impegnata a ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Sul caso gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Tra le piste al vaglio ci sono anche quella dell'incidente domestico e quella di un gesto volontario. La procura ha già disposto gli esami medico-legali per fare piena luce sulle cause della morte. La mamma di Miriam è originaria di Santa Ninfa, il papà di Campobello. A Castelvetrano invece la ragazza aveva frequentato il liceo delle scienze umane. Un dolore che lascia sgomente oggi 3 comunità, quella di Santa Ninfa, Campobello e Castelvetrano. A Catania si torna a sparare. In 2, a bordo di uno scooter, hanno fatto fuoco contro un'abitazione nel quartiere di San Giorgio e poi sono fuggiti. La polizia ha trovato 13 bossoli conficcati nel portone di casa di una pensionata incensurata. Eva Spampinato. Un portone crivellato dai colpi di pistola segnato da fori netti 6-7 all'altezza d'uomo e le telecamere che riprendono 2 uomini sparare e fuggire in scooter. E questa è l'immagine che apre la scena della sparatoria avvenuta nella notte nel quartiere di San Giorgio a Catania. Intorno alle 2 il silenzio dello stradale Cravone è stato squarciato da una raffica di colpi d'arma da fuoco diretti contro questo appartamento al piano terra, ma nessuno ha sentito nulla, anche chi questa mattina usciva proprio da questo appartamento. Ma lei ha sentito qualcosa stanotte? No, io dormo la notte. No, veramente no, è la prima volta che lo sento dire, non ne ho sentito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno trovato 13 bossoli sull'asfalto esattamente di fronte alla casa, che appartiene ad una donna di 68 anni, vedova e pensionata, che vive con il figlio di 38 anni. Entrambi sono incensurati. Nessuno è rimasto ferito, ma resta forte la preoccupazione per un gesto che al momento non trova spiegazioni, solo la certezza che le notti catanesi sono tornate ad infuocarsi. Tra le ipotesi anche quella di una intimidazione. Stop alla raccolta dei rifiuti indifferenziati a Catania. La discarica è satura a causa anche della crisi internazionale. Lorena Dolci.
Dalla guerra ai rifiuti. Se i sacchetti della spazzatura sono rimasti davanti al vostro portone di casa, una delle cause è riconducibile alle tensioni internazionali. Ecco perché. La frazione dei rifiuti indifferenziati raccolta a Catania viene di solito portata nella discarica di Codavolpe, gestita dalla Sicula Trasporti, un sito che ha raggiunto il livello di saturazione. Una ragione è che una parte dei rifiuti viene inviata in Danimarca, dove però gli impianti sono in manutenzione. L'altra è legata alle attuali difficoltà nei trasferimenti via mare. I conflitti in Medio Oriente dunque sono alla base non solo del caro carburanti, ma anche della nuova emergenza rifiuti, che in attesa della realizzazione dei 2 inceneritori previsti dalla Regione continuano ad essere inviati all'estero. Per evitare una paralisi del sistema, il sindaco trantino ha firmato un'ordinanza che dispone il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati nell'impianto di Termini Imerese. I camion sono in viaggio dunque per evitare l'accumulo dei sacchetti e il proliferare di microdiscariche, in attesa di tornare presto alle normali condizioni del servizio. Ancora a Catania la polizia celebra i suoi 174 anni, inaugurando la nuova sede della questura in via Viale Ulisse. Presenti il capo della polizia Pisani e il questore Bellassai. Detine Ferlito. Non solo celebrazioni, ma un segnale concreto di presenza sul territorio. La Polizia di Stato compie 174 anni e a Catania inaugura in Viale Ulisse la nuova sede della Questura, una nuova casa più moderna, funzionale e vicina ai cittadini. Alla presenza del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Penso che sia uno splendido risultato di cui dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi, perché è la dimostrazione della sinergia tra le istituzioni statali e gli enti locali. A tagliare il nastro l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna. Partecipato il discorso del questore di Catania Bellassai, la parola che mi viene in mente per descrivere il nostro lavoro è squadra, parte di un tutto tutti insieme. Lo dicono i numeri che fotografano l'ampio spettro di efficienza delle nostre iniziative. Abbiamo risposto alla domanda di sicurezza del territorio, continua il questore. Anche su questo è intervenuto il prefetto Pisani. È importante trasmettere ai cittadini la percezione della sicurezza, che rifletta quello che è l'effettivo e costante impegno tutti i giorni, non solo da parte della Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell'ordine, della magistratura e del governo a sostegno del nostro operato. Nel corso della cerimonia spazio anche al riconoscimento del lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in divisa, premiati gli agenti distintisi in operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico. E poi il momento più solenne, l'omaggio ai caduti e la deposizione della corona alla stele che ne custodisce i nomi. A chiudere le celebrazioni il concerto della banda della Polizia di Stato al Teatro Bellini, che Antenna Sicilia trasmetterà in diretta a partire dalle 19:30. Una festa, ma soprattutto un impegno rinnovato, esserci ogni giorno al fianco dei cittadini. A Palermo torna la Via dei Librai. 3 giorni di presentazioni, incontri e occasioni di confronto e soprattutto per sottolineare l'importanza della lettura, del libro, anche nell'era virtuale. Marco Gullà. Palermo Cultura Giovani, 3 keywords che rientrano nell'apertura della manifestazione La Via dei Librai, da oggi in corso sul Cassaro. Per 3 giorni il percorso arabo-normanno diventa luogo di incontro tra lettori, librai, editori e autori. Lungo l'asse che attraversa il Cassaro si susseguiranno anche presentazioni, incontri e occasioni di confronto. Siamo i commercianti del Cassaro Alto, siamo le associazioni che abbiamo creato, che abbiamo unito per creare questa partecipazione. La Via dei Librai è un momento di cultura che noi spendiamo anche da commercianti con questa partecipazione, proprio per riportare il Cassaro ancora più in vita, al di là dei turisti, ma col palermitano. Cultura non è solo cultura a livello di libri, perché il Cassaro fa anche legalità. Legalità per noi è importante, vivere con le regole. Partecipazione, noi chiediamo ai giovani, e devo dire che l'abbiamo avuta la partecipazione, perché secondo me bisogna iniziare sin da piccoli ad educare i ragazzi alla lettura. E la passeggiata al Cassaro oggi ha un sapore diverso, o meglio, un profumo più intenso, quello del libro. Io vedrei una lotta tra la tecnologia e il libro classico. Io dico che vince il libro, perché poi alla fine bisogna ritornare indietro per acquisire cose del futuro, perché
perché la macchina non sostituirà mai il libro. Ovviamente bisogna veicolare messaggi che possano incuriosire i giovani che oggi sono abituati a un'acquisizione di informazioni in maniera veloce attraverso l'iPad, attraverso lo smartphone, e quindi spiegare che al di là della superficialità esiste anche una profondità. Quindi va approfondito qualsiasi concetto e vanno stimolati a leggere su carta stampata. È importantissimo sentire l'odore, aprire il libro, sfogliare le pagine. Non è la stessa cosa di leggere da un tablet o da un telefonino. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania di Toscano che prepara la gara di domenica contro il Potenza al Massimino. E poi l'editoriale, state con noi. Calcio in campo questa mattina il Catania che si è allenato agli ordini di Mimmo Toscano in vista della partita di domenica contro il Potenza, una gara che può segnare la certezza del secondo posto. Francesco Triolo. Il Toscano bis è iniziato ieri e già da questa mattina si è proseguito sul solco di quando il tecnico aveva lasciato il Catania. C'è da preparare la partita contro il Potenza domenica sera che dovrà servire per mettere al riparo il secondo posto in classifica. Questa mattina il tecnico ha diretto il secondo allenamento schierando la squadra in campo e provando gli 11 da schierare per il suo secondo esordio al Massimino. Toscano non ha ritrovato Casasola, infortunato da qualche giorno a causa di un problema muscolare, una lesione al retto femorale della gamba destra che non avrà un recupero rapido. Il giocatore che ha saltato l'ultima partita per squalifica ha già cominciato il percorso di recupero e si spera di riaverlo almeno per l'avvio dei playoff promozione. Toscano invece per la gara di domenica avrà nuovamente Jimenez che ha scontato il suo turno di squalifica. C'è anche Forte che vuole tornare ad esserci proprio nel momento decisivo della stagione. C'è Ciccerelli che Toscano aveva lasciato infortunato, invece ieri e oggi si è ritrovato sul campo. Allenamenti blindati in questa prima fase perché l'allenatore calabrese vuole lavorare con serenità e senza pressioni ulteriori rispetto a quelle che già ci sono. Ci avete fatto caso? Non appena la Premier Meloni ha preso le difese del Papa, attaccato da Trump perché aveva invocato la pace, è arrivata dal presidente americano una pioggia inarrestabile di giudizi malevoli e violenti nei confronti della Presidente del Consiglio. È cambiata, mi ero sbagliato su di lei, non è come pensavo e via andare. Mai dalla Seconda Guerra Mondiale in poi gli Stati Uniti avevano attaccato il nostro paese. E mai così duramente. Ma non siamo alleati storici, partner della NATO. Gli americani non adorano l'Italia, la sua cultura. Si sono chiesti i commentatori e gli analisti di politica estera. Giudizi così duri, un vero e proprio voltafaccia, un trattamento così ostile solo per avere difeso il Papa, che parlava di pace come fanno da sempre tutti i papi. È incredibile. Come spiegarlo? Ed ecco che man mano che passavano le ore, la natura di queste critiche mai viste prima si è finalmente chiarita. Altro che Papa, altro che la Meloni non è più la stessa. L'accusa vera, preparata da tempo e tirata fuori ad arte al momento giusto, come una vera imboscata, è questa. L'Italia non ci aiuta nella guerra, non c'è stata per noi, e noi non ci saremo per lei. Testuale, l'ha detto stamattina Trump. Ritorsione, un'autentica ritorsione. Capito? È di Sigonella che parla Trump, è del no del nostro governo che rispetta i trattati all'utilizzo della base della nostra regione come punto di partenza e rifornimento di caccia e droni americani che andavano a bombardare l'Iran prima della tregua. Che dire? Ha ragione Papa Leone quando parla di prepotenti da condannare. Il guaio è che certe volte sono a capo dei paesi più ricchi e più armati del mondo. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.